Abbiamo i primi due ospiti della redazione di Pordenone, sono due ospiti d'eccezione perché una è una psicologa, lei addirittura è la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, e uno è una faccia ormai nota, cioè Raffaele Padrone, che è vice segretario nazionale della UGL, Polizia di Stato. Stress da lavoro, collaborazione tra forze dell'ordine e ovviamente l'Ordine degli Psicologi. Ci inquadri un po' la situazione, qual è, Padrone? Sì. Ben ritrovati. Nell'ambito chiaramente delle attività sia nazionali ma locali, soprattutto locali in questo caso, UGL Polizia ha voluto questa collaborazione e quindi un protocollo d'intesa che ci accomuna perché è considerato ancora un lavoro che purtroppo conta, è stressante, ma guardi, io le dico che la prima causa di morte tra le forze dell'ordine, e parlo solo della Polizia di Stato, siamo al 77% dei colleghi che si tolgono la vita, poi per non parlare dei colleghi della penitenziaria e dei carabinieri, abbiamo dati fermi intorno, chiaramente sempre i dati l'anno precedente, quindi sono più di 11, 12 mi pare solo nella Polizia di Stato, 5 nei Carabinieri e 3 anche nella Polizia locale, quindi proprio interamente le forze dell'ordine. Quindi io ho voluto questa collaborazione che ho trovato chiaramente della dottoressa Ruminato, come lei ha nominato, ma con anche il dottor Magro, che Denis, che viene qui spesso, insomma, credo ospite sempre. Quindi ho pensato un po', soprattutto dopo la morte di un collega che nelle nostre file proprio ci ha lasciato, e mi è venuta questa idea di trovare questa collaborazione. Quindi la parte scientifica poi aspetta a loro. Le volevo fare un'altra domanda: perché, Padrone, le forze dell'ordine sono così esposte ad un alto rischio di suicidi? Forse, guardi, perché noi abbiamo fatto delle analisi ogni volta se qualcuno lascia qualche biglietto, qualcosa. I problemi non sono legati soprattutto e solo al lavoro, è chiaro che nasce da una situazione familiare e quindi le motivazioni sono molte. Diciamo che c'è una facilità nel possedere un'arma, però questo è il nostro lavoro, quindi girare con l'arma di servizio anche fuori servizio è consentito, avere un'arma può essere sicuramente uno dei motivi per cui, anche perché avvengono tutti con l'arma di servizio, cioè non è quello che si butta dal ponte o quello che si dà fuoco. L'arma detenuta ovviamente. Sì, è chiaro, e quindi con la dottoressa avremo poi l'occasione, adesso lei magari ci spiegherà qual è la parte scientifica, ma anche di fare dei convegni in modo insomma aperti a tutti, chiaramente, se sempre iniziare. Ecco, dottoressa, quale sarà il suo o il vostro modus operandi? Allora, diciamo che l'idea è, come primo passo, insomma, noi abbiamo come ordine davvero accolto con piacere la richiesta di collaborazione, anche perché le forze dell'ordine sono effettivamente fra le categorie di lavoro più a rischio di lavoro stress correlato. Non so se sapete che è una delle dimensioni recentemente inserite e riconosciute rispetto proprio ai rischi di lavoro, quindi non c'era insomma nella vecchia 626, attualmente insomma nella nuova legge questo c'è ed è riconosciuto tantissimo. Le forze dell'ordine assolutamente proprio per loro natura sono costantemente soggetti a stress altissimi, personali oltre che interpersonali. Ecco perché per noi insomma è fondamentale poter intervenire a livello assolutamente professionale, in quanto è nostro lavoro come psicologi e psicoterapeuti poter supportare non solo in maniera puramente clinica, ma anche con insomma, tutte le altre categorie che svolgono un lavoro così faticoso. Questa poi è una collaborazione che nasce anche dall'esperienza lavorativa di tutti i giorni, no? Ormai tutti in polizia minimo dai 20 anni in su di servizio, e mi è nata anche questa idea. Il problema succede che se noi, innanzitutto all'interno della nostra amministrazione abbiamo 1 o 2 psicologi che potrebbero intervenire quando, ma il problema è anche che il collega che si trova in uno stato particolare non
non denuncia il suo stato, cioè il suo malessere, non solo per la vergogna, ma per i rischi, cioè viene immediatamente allontanato dal servizio. Lei mi dice fa bene perché ha la pistola, ma non è così, cioè voglio dire, salviamo il salvabile, no? Quindi se il collega dovesse avere dei problemi, ecco che io ho voluto che ci fosse una persona, innanzitutto a livello provinciale, perché questa è una cosa che io ho pensato per Pordenone, e con tutte, ripeto, con tutte le forze dell'ordine, ma soprattutto anche a livello regionale. Quindi c'è una sorta di imprimatur da parte sua. Sì, questo è una cosa che nessun altro ha fatto, neanche l'amministrazione ha fatto, e quindi ne vado pienamente orgoglioso di questa cosa, e invito, se qualche collega dovesse avere dei problemi, anche chiaramente privatamente e con tutta la privacy che ci va dietro, di contattare la dottoressa o il dottor Denis Magro, ma poi magari avremo, anche lei che magari ha più rapporti, che posso essere da tramite per questa nuova collaborazione. Faremo dei convegni chiaramente subito dopo l'estate, faremo un convegno sicuramente a Trieste, ma ne faremo uno sicuramente a Pordenone e chiaramente a Udine, con la disponibilità anche dell'amministrazione, perché chiederemo all'amministrazione di metterci i doni locali per questa cosa. Ultima domanda, dottoressa, quando e dove si comincia? Allora, l'idea è proprio questa. Adesso partiamo con questo primo passo di collaborazione, che è l'organizzazione insieme di questo convegno, che sicuramente sarà anche tecnico, ma che in realtà vuole portare all'attenzione questo problema, sia sotto l'aspetto professionale, torno a dire che sotto l'aspetto umano, perché non dimentichiamoci che i poliziotti, insomma le forze dell'ordine, sono sì professionisti in questo senso, ma sono prima di tutto persone, esseri umani, e quindi hanno bisogno di essere... con la sensibilità tante volte, che, soprattutto quando vai in un intervento per suicidio, certo. Le cose, cioè andare a trovare un cadavere non è sempre, o ritrovare il cadavere non è sempre una bella cosa, arrivare sull'incidente, guardi, abbiamo avuto anche dei colleghi che sono arrivati sull'incidente e trovare il proprio figlio, qui parlo a Pordenone, quindi... Ci sarebbero tantissime cose da raccontare, ma avremo comunque altre occasioni per discutere, anche per approfondire meglio la tematica. Intanto ringrazio Leila Rumiato, che è la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, il solito Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL. Ci vediamo dopo le ferie. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Continuiamo con il notiziario.